Con oggi partiamo con questa iniziativa, un'iniziativa che vuole andare incontro ai nostri clienti in difficoltà economica con un supporto per quanto riguarda il piano di rateizzazioni. Abbiamo previsto un piano di rateizzazioni più esteso rispetto a quelle che sono le condizioni standard. È fondamentale in questa operazione il supporto dei servizi sociali del Comune. Partiamo dal Comune di Pieve di Soligo, ma è il primo di un'iniziativa che vogliamo estendere a tutti i comuni nei quali siamo presenti e siamo attivi. Questa iniziativa quest'anno ha ancora maggior valore proprio perché in un anno difficile come è quello stato il 2020 abbiamo registrato un incremento del numero di richieste di rateizzazioni, abbiamo avuto un incremento di circa il 12% rispetto all'anno scorso e quindi crediamo che questa iniziativa possa sicuramente andare nel verso di un sostegno al territorio e a chi oggi si trova in particolare difficoltà. Assessore, un'iniziativa importante questa per tutte le famiglie in difficoltà che saranno i servizi sociali comunque ad individuare. Un protocollo importante che punta a intervenire in quelle situazioni di difficoltà a pagare le bollette dell'energia e del gas. Grazie a questo protocollo possiamo intervenire con i servizi sociali e fare una rateizzazione che permette di pagare quanto dovuto senza incidere troppo e pesare sul bilancio familiare e evitando la sospensione della fornitura. Noi siamo oggi il capofila di questo protocollo e ringrazio veramente la società Ascotrade per aver voluto partire da Pieve di Soligo, perché abbia effettivamente un senso, comunque un valore per tutto il territorio. Serve che questa prima esperienza possa allargarsi, mi auguro, a tutta l'US 2, quindi con una sottoscrizione collettiva da parte dei comuni di questo protocollo che va in aiuto delle persone, delle famiglie, dei nuclei familiari più bisognosi che vengono evidenziati dai servizi sociali. È stata un'intuizione, devo dire, molto sensibile, molto profonda da parte della dirigenza di Ascotrade, a cui va il ringraziamento di tutta l'amministrazione comunale. Ecco, noi abbiamo un rapporto diretto con la cittadinanza, specie con la cittadinanza che si trova in una situazione di difficoltà, e questo protocollo indubbiamente ci permette di essere più celeri nel dare delle risposte e verificare tempestivamente come intervenire per supportare le famiglie, onde evitare appunto che si ritrovino con la chiusura della fornitura del servizio. Quindi per noi è sicuramente un miglioramento delle proposte che faremo ai nostri cittadini, i quali appunto spesso non solo hanno bisogno di un supporto economico ma anche di un'agevolazione per poter magari nel breve periodo affrontare le spese che sono costretti a sostenere per la loro famiglia, e specie in quest'ultimo anno dove abbiamo visto, insomma, anche a causa della pandemia molte famiglie ne sono uscite provate, hanno perso il lavoro. Credo che intervenire in maniera così veloce e puntuale per dare una risposta concreta non sia una cosa così da poco scontata.